Buongiorno ai titoli. Sicurezza a Palermo, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in prefettura per il Comitato dell'Ordine e la Sicurezza. Annuncia in arrivo 90 poliziotti, attivate altre telecamere, ma dice ancora il ministro, pochissimi commercianti che denunciano richieste estorsive. Ancora a Palermo un'operazione antimafia, 13 arresti. Ci sono anche il boss ergastolano Raffaele Galatolo dell'Acquasanta, che dal carcere comandava ancora, il capo mafia dell'Arenella Stefano Fidanzati. Le madri siciliane delle vittime di femminicidio scrivono 3 lettere aperte dopo le dichiarazioni di Vannacci, che vorrebbe abolire il reato e dicono abbia rispetto e si vergogni. A Siculiana, nel Grigentino, una lite per una mancata precedenza degenera in un'aggressione a una famiglia, feriti un uomo invalido e una donna in gravidanza. A Niscemi, primo rendiconto dei fondi per l'emergenza frana, raccolti 272.000 euro. Il Comune annuncia controlli sulle somme ancora disponibili. A Catania si rinnova il legame con Sant'Agata, celebrando il giubileo straordinario per i 900 anni dalla traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Calcio, settimana decisiva in casa Catania per la scelta del nuovo allenatore. La conferma di Forte, il ritorno di Pieraccini d'Ausilio alle loro società di appartenenza, le prime indicazioni di mercato. Benvenute, buongiorno e benvenuti. Dunque sicurezza a Palermo, il ministro dell'Interno Piantedosi ieri era stato in città, in arrivo ha annunciato altri 90 poliziotti e altre telecamere attivate. Il ministro però anche ha aggiunto pochissimi commercianti che denunciano richieste estorsive, un dato appunto bassissimo. Marco Gullà. Su 21 attentati intimidatori a firma del racket delle estorsioni avvenuti a Palermo da fine novembre ad oggi, solo un commerciante aveva denunciato la richiesta di pizzo. È il dato emerso nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato a Palermo alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'escalation criminale degli ultimi mesi. Resta bassissimo dunque il numero delle vittime e chi si rivolgono agli inquirenti per segnalare di aver ricevuto la visita degli estortori. Un dato questo sottolineato anche da Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura. Ci sono un bassissimo numero di denunce rispetto agli arresti fatti e anzi ci può essere anche qualche evidenza che qualcuno ancora vive la suggestione e la soggezione insomma di qualche modo di assecondare in prima battuta le richieste estorsive. Io questo voglio cogliere l'occasione per quindi evidenziare che qui a Palermo, ma in generale in Italia, lo Stato rispetto a qualche decennio fa c'è. Il ministro Piantedosi ha presenziato anche all'inaugurazione della Villa Quarto Savona 15, immobile confiscato alla mafia che diventa un centro estivo per bambini ad Aspra, frazione di Bagheria, una mafia che secondo Piantedosi sta sfruttando il ricambio generazionale. È molto probabile che c'è un ricambio generazionale, ci sono nuove generazioni che stanno cercando di affermarsi, di accreditarsi, probabilmente con qualche compito di direzione da parte di qualcuno che invece sta anche in carcere, insomma in qualche modo già ristretto nelle patrie galere. Per fronteggiare la criminalità a Palermo verrà aumentato il numero delle telecamere e anche quello dei poliziotti, 90 in più tra luglio e agosto. Inoltre verranno stanziati 5 milioni di euro proprio per pagare straordinari e assumere altri agenti a tempo determinato. Restiamo a Palermo dove c'è stata un'altra operazione antimafia, 13 gli arresti, tra loro anche il boss ergastolano Raffaele Galatolo che continuava a dirigere il clan dall'Acquasanta grazie anche ai permessi di semilibertà, in manette anche lo storico capomafia dell'Arenella Stefano Fidanzati. Luca Ciliberti. Ci sono anche i boss Raffaele Galatolo di 75 anni, capomafia dell'Acquasanta, e Stefano Fidanzati, capomafia dell'Arenella, tra i 13 arrestati nell'inchiesta della DDA di Palermo sulle famiglie mafiose dell'Acquasanta e dell'Arenella. Proprio Galatolo, approfittando di permessi premio e semilibertà, continuava a dirigere il clan e fare affari. Condannato all'ergastolo, Galatolo aveva ottenuto la possibilità di uscire dal carcere e lavorare in un'associazione di volontariato. Le misure cautelari di oggi rappresentano il culmine di una complessa e prolungata attività
l'attività investigativa. Entrambe le famiglie, quella dell'Acquasante e dell'Arenella, sono strategiche e inserite nel mandamento di Resuttana. Nel registro degli indagati sono state iscritte complessivamente 45 persone a cui vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo delle scommesse. Gli investigatori sono riusciti a ridisegnare l'organigramma interno alle due storiche famiglie mafiose palermitane che, grazie a una fitta e fedele rete di alleati, continuavano a esercitare un controllo capillare sui territori di riferimento. I boss, sia all'Arenella sia all'Acquasanta, attraverso interazioni con altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, avrebbero esercitato la propria influenza intervenendo nella risoluzione delle controversie e sull'operatività delle attività economiche della cosca, rilevando anche società fittiziamente intestate e incensurati al fine di ripulire i capitali illeciti. Le attività di indagine hanno documentato un articolato sistema di raccolte legali di scommesse sportive realizzato attraverso l'installazione di punti gioco occulti, la fissazione di quote e la ricezione delle giocate esclusivamente in contanti, con il duplice scopo di generare profitti, evadendo le imposte, e riciclare proventi derivanti da altre attività illecite. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo per Antonio Marano, chiamato il killer delle carceri, e di Paolo Cenzabella, accusati dell'omicidio, il primo come autore materiale, il secondo come mandante, del giovane pizzaiolo Dario Chiappone, avvenuto nel 2016. Il ragazzo fu colpito con 18 coltellate alla gola e al torace mentre si trovava appartato in auto con una donna in via Salvemini a Riposto. E andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci occupiamo di un'operazione antidroga che coinvolge Roma, Reggio Calabria e anche Catania. Infatti i carabinieri di Civitavecchia hanno emesso 8 ordinanze di custodia in carcere, sono tutte accusate di traffico di cocaina tra il Sud America e appunto l'Italia. E dopo le parole di Vannacci sul femminicidio si susseguono le reazioni di mamme siciliane di giovani vittime di femminicidio, appunto, che hanno affidato a delle lettere aperte il proprio dolore e dicono Vannacci abbia il coraggio di chiedere scusa. Desiree Ferlito. E come normalizzare la violenza, e questo mi ha fatto molto male. A distanza di oltre 10 anni dall'omicidio di Giordana Di Stefano, il dolore di una madre torna a farsi voce pubblica. Vera Squatrito, mamma della giovane uccisa nel 2015 a Nicolosi dall'ex fidanzato, ha affidata una lettera aperta pubblicata sui social, una dura replica all'europarlamentare Roberto Vannacci dopo le sue recenti dichiarazioni sul tema del femminicidio. Nel dibattito acceso dalle parole dell'ex generale, che ha contestato l'utilizzo del termine femminicidio, sostenendo che ogni omicidio abbia la stessa gravità indipendentemente dal sesso della vittima, la mamma di Giordana richiama la propria tragedia personale pubblicando la foto della tomba della figlia e si rivolge a Vannacci. È il movente che fa la differenza rispetto all'omicidio, non è il sesso, è il movente fatto di tutte le aggravanti in un percorso di violenza che le donne hanno subito prima ancora di essere uccise. Insieme a Vera Squatrito il dolore di chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle. Tra queste c'è Zaccaria, mamma di Sara Campanella. È un'ingiustizia, chiedo almeno il rispetto del silenzio davanti a chi piange. Chieda scusa. E ancora Giovanna Zizo, mamma di Laura, uccisa a 11 anni dal padre, come punizione nei suoi confronti che aveva deciso di lasciare un marito violento. Mia figlia è stata assassinata con l'unico obiettivo di punire me. E di tutte quelle mamme, Vera si fa portavoce. Che non dobbiamo mai smettere di gridare il nome delle nostre figlie, perché pretendiamo il rispetto tutte per le ragazze in assoluto e soprattutto per quelle anime innocenti che sono rimaste senza madre. Adesso a Siculiana siamo nell'Agrigentino, dove una lite per una mancata precedenza, pensate, finisce in un'aggressione a una famiglia. Infatti è stato ferito un uomo invalido e una donna in gravidanza. Davide Sardo. Doveva essere una domenica di mare e relax, ma si è trasformata in un pomeriggio di violenza. A Siculiana Marina, in provincia di Agrigento, una lite per motivi legati al traffico è degenerata in una brutale aggressione che ha coinvolto un'intera famiglia, tra cui una donna in gravidanza e un uomo invalido. Secondo il racconto diffuso sui social da una delle vittime, la donna si trovava nella località balneare insieme al marito, al figlio e alla suocera quando due giovani avrebbero reagito con estrema violenza a una discussione nata per futili motivi.
Ad avere la peggio il marito della donna, invalido, che sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni e scaraventato a terra, continuando a subire colpi anche quando era ormai sul selciato. Non si sarebbe fermata qui la furia degli aggressori. La stessa donna, in evidente stato di gravidanza, sarebbe stata raggiunta da un pugno al volto e spinta a terra, riportando diverse escoriazioni. Nel suo sfogo social la donna punta il dito anche contro chi avrebbe assistito alla scena senza intervenire, denunciando un atteggiamento di indifferenza che a suo dire ha reso ancora più drammatici quei momenti. Momenti di paura culminati, sempre secondo la denuncia, con minacce di morte rivolte alla famiglia prima della fuga dei due giovani. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, che ha espresso solidarietà alla famiglia e ha condannato ogni forma di violenza. A Catania c'è un altro blitz della polizia contro il traffico di droga. Un 21enne è stato arrestato a Picanello. Intanto si stringe il cerchio sulla sparatoria di Piazza Montana. C'è stato l'interrogatorio di uno dei minorenni. Sentiamo Tonino De Mana. È aperta l'offensiva delle forze dell'ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti. A Catania un giovane di 21 anni è stato arrestato dalle volanti e dagli agenti del commissariato Borgognina per spaccio di droga. Nella sua abitazione, nel rione di Picanello, la polizia ha trovato e sequestrato 4,5 kg di marijuana, 1 kg di hashish e 46 grammi di cocaina. Indagini sono in corso per risalire ai destinatari del carico e, perché no, agli eventuali e possibili acquirenti. E ruota attorno al narcotraffico invece l'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Beppe Montana, incastonata tra le vie Ustica e Capopassero. In tribunale l'interrogatorio di garanzia per uno dei minorenni che aveva con sé una pistola. A Trappeto Nord a fronteggiarsi sarebbero state due fazioni contrapposte che sembra siano entrate in contrasto per la gestione dello spaccio, business gestito dalla famiglia Calabretta. Equilibri che potrebbero essere saltati, quindi basta veramente poco per scatenare l'inferno, come è avvenuto in piazza Montana, con un bilancio di 3 feriti che poteva avere conseguenze decisamente peggiori. A terra oltre 20 bossoli, a conferma di un vero e proprio conflitto a fuoco che ha visto protagonisti giovani, i picciriddi, come qualcuno li ha definiti. E fra i tre c'è il figlio, nonché nipote, di un pezzo da 90 del narcotraffico di via Capopassero, a testimonianza che la sparatoria potrebbe essere legata ai contrasti per il business della droga. Al via il nuovo servizio della Polizia di Stato, Denunce Online. Il portale è raggiungibile all'indirizzo denunceonline.poliziadistato.it. Offre anche ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di pre-denuncia. Si possono segnalare furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo al sistema informatico, telematico, indebito, utilizzo di carte di credito e di pagamento e diffamazione online. Andiamo in Niscemi, dove c'è il primo rendiconto ufficiale del conto corrente dedicato all'emergenza frana, raccolti 272.000 euro, una parte significativa già trasferita a famiglie e attività colpite. Il Comune annuncia comunque controlli e un confronto sulle somme ancora disponibili. Gerritania. A Niscemi arrivano i primi numeri ufficiali sugli aiuti economici destinati agli sfollati dopo la frana che ha colpito il territorio nel gennaio del 2026. Il Comune ha trasmesso al Comitato Frana il rendiconto del conto corrente dedicato alla solidarietà e agli interventi in favore delle persone coinvolte. Il totale delle somme incassate è pari a 272.266 euro. 188.200 euro sono le somme già bonificate. Rimangono ancora disponibili 84.066 euro. Dai dati comunicati dall'amministrazione emerge che sono già stati effettuati pagamenti a favore delle famiglie e dei soggetti interessati dai provvedimenti di sgombero, risorse destinate anche alle attività produttive che hanno subito conseguenze dalla situazione di emergenza. Tra gli interventi figurano contributi da 1.000 euro per le attività che hanno trasmesso il proprio codice IBAN e misure di sostegno per i nuclei familiari, comprese quelle collegate al contributo di autonoma sistemazione. Il sindaco Massimiliano Conti, nella comunicazione inviata al Comitato Frana, sottolinea che l'obiettivo dell'amministrazione è procedere celermente e nella massima trasparenza, fornendo un aggiornamento costante sulla gestione delle somme raccolte. Rimane adesso da definire l'utilizzo delle risorse ancora disponibili, oltre 84.000 euro che saranno oggetto di confronto con il Comitato Frana, alla luce delle necessità che emergeranno nei prossimi mesi. Un primo bilancio atteso dalla comunità, che fotografa la destinazione degli aiuti raccolti dopo l'emergenza e apre la fase successiva, quella delle nuove decisioni sulle somme rimaste e del sostegno alle persone ancora coinvolte.
E siamo stati a Priolo Gargallo, nel Siracusano, uno dei comuni maggiormente interessati dai forti odori di idrocarburi, aria irrespirabile e cittadini sempre più infuriati. Francesco Aloi. Noi non sappiamo cosa fare, se non chiuderci in casa con le porte e finestre e aspettare che il vento porti la puzza da quell'altra parte. Basta passare vicino al petrolchimico per percepire un'aria irrespirabile. Qui è sempre così, ci dice chi vive nella zona, anche se ultimamente la situazione sembra essere peggiorata. Mancavo da Priolo da 3 mesi perché studio fuori e sono arrivato proprio a fine maggio, inizio giugno ho percepito un aumento enorme della puzza. Questo è il petrolchimico più grande d'Europa. Qui il lavoro c'è, ma a traballare è la salute. I casi di tumore tra Siracusa, Priolo, Augusta e Melilli sono tantissimi. Non a caso si parla di quadrilatero della morte. Abbiamo solo gente ammalata, siamo tutti ammalati in questo paese. Sull'app Nose i cittadini possono segnalare la cosiddetta puzza. Così poi scattano i controlli più dettagliati sulla qualità dell'aria. Dopo i campionamenti, però, sembra tornare tutto come prima. Fino ad oggi purtroppo è stato così. Addirittura anche la magistratura ha dato le prescrizioni e dalle prescrizioni poi non vediamo risultati concreti. Nel fine settimana il sindaco di Priolo Gargallo Gianni ha chiesto di fermare gli impianti per capire da dove arrivi tutto ciò, scrivendo anche al Ministero dell'Ambiente. Io non ho perso la vocazione industriale, ma ho perso rispetto all'industria quella stima che avevo, perché intossicare tutti i giorni i cittadini mi porta ad essere molto chiaro. Ci fermiamo una breve pausa alla pubblicità e poi andremo a Catania per il giubileo straordinario di Sant'Agata. Catania rinnova il suo legame con Sant'Agata celebrando con diverse iniziative il giubileo straordinario per i 900 anni dalla traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Si inizia il 20 luglio con la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario curati dagli esperti dei musei vaticani. Adelaide Barbagallo. Catania rinnova la sua storica alleanza di fede e devozione con Sant'Agata. In Arcivescovado presentate le iniziative per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Un giubileo straordinario incentrato sul valore della custodia, dell'identità cittadina e della fratellanza. Il 20 luglio in cattedrale la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario a cura degli esperti ai musei vaticani. Per 2 giorni, sino al 22 luglio, ostensione straordinaria delle reliquie. C'è stata una ricognizione delle ossa e il cranio sarà esposto in una teca particolare. Sant'Agata diventa anche ponte tra territori. L'8 e il 9 agosto il gemellaggio con Gallipoli e Galatina, con il pellegrinaggio delle reliquie. La festa di mezz'estate sarà più solenne rispetto agli anni scorsi, con la presenza a Catania di un legato pontificio, che verrà accolto la mattina del 16 agosto in cattedrale. In serata il trasferimento delle reliquie ad Aci Castello per una veglia di preghiera rievocando lo sbarco del 1126. Il 17 agosto, giorno del centenario, pellegrinaggio a piedi all'alba dalle 4:30 da Piazza del Rotolo alla cattedrale, lungo il lungomare e via Etnea sino in Piazza Duomo, dove avverrà l'incoronazione ufficiale del busto da parte del legato pontificio. La giornata si concluderà alla sera con il pontificale celebrato in Piazza Duomo. Sant'Agata ci richiama alla nostra fede, ci richiama alla testimonianza di fede del nostro tempo, deve parlare al nostro tempo e parla in tanti modi. Catania è una città che deve credere in se stessa e nel proprio futuro, afferma il sindaco trantino. Deve essere la città orgogliosa di queste iniziative che si stanno compiendo, perché Catania parlerà di sé e farà parlare di sé. Il giubileo agatino si chiuderà il 18 agosto, giorno della dedicazione della cattedrale. In Basilica una solenne celebrazione e la consegna degli attestati ai neonati che portano il nome di Agata e Salvatore e riposizione definitiva delle reliquie nel sacello. Vincenzo De Lucia, il trasformista che ha conquistato pubblico e televisione con le sue irresistibili imitazioni, è stato tra i premiati del Mare Festival. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato.
Attore, trasformista e imitatore tra i più amati del momento, Vincenzo De Lucia ha conquistato il grande pubblico grazie a una comicità elegante, mai aggressiva, costruita sull'osservazione dei dettagli e sulla capacità di cogliere tic, inflessioni e sfumature dei volti più noti della TV italiana. In realtà chi è Vincenzo De Lucia? Guarda, come diceva un mio collega, ho perso il mio io, quindi in realtà è una persona molto distante da tutte queste donne, che coltiva molto la malinconia da buon napoletano e quindi forse anche un po' lontano da quello che si immagina il pubblico. De Lucia è stato premiato al Mare Festival di Salina, che si è appena concluso. Molto felice di essere qua perché è un posto magico, veramente, sotto tutti i punti di vista. Oggi sono andato in motorino a fare scorribande per tutta l'isola e da togliere il fiato. Da Maria De Filippi a Mara Venier, passando per Barbara D'Urso e Lilli Gruber, basta una parrucca, un'espressione, una battuta fulminante ed ecco che le donne della televisione sembrano prendere vita. Perché la scelta di fare tante donne? L'universo femminile è quello che secondo me ha migliorato di gran lunga proprio il mondo. Secondo me il femminile è una cosa di cui abbiamo bisogno assolutamente. Dietro ogni imitazione però c'è molto più di una semplice caricatura, c'è studio, tecnica e una straordinaria capacità interpretativa, un vero dono di natura. Lo dico sempre, arriva tutto da lì, ti puoi sforzare, puoi studiare, affinare, ma se non ti arriva da là un dono, un talento, è difficile andare avanti. Ci fermiamo, breve pausa, poi il calcio, il Catania sempre alle prese con la programmazione della nuova stagione sportiva. Eccoci al calcio, il Catania nella settimana decisiva per l'allenatore varrà la certezza, forte verso la permanenza in rosso-azzurro. Pieraccini e D'Ausilio torneranno invece alle loro società di appartenenza. Il Catania però non eserciterà il diritto di riscatto. Marco Carli. Una certezza, le prime decisioni relative al mercato e la settimana decisiva sul fronte allenatore. Il Catania nei giorni legati ai procedimenti sulle iscrizioni ha la certezza ormai nota da tempo relativa al direttore sportivo, con l'accordo già definito 2 anni di contratto con Varrà che ufficialmente da inizio stagione, cioè dal 1 luglio, ricoprirà il ruolo. Cominciano anche i 3 giorni dedicati ai riscatti. Il Catania ha deciso di non esercitare il diritto di opzione per Pieraccini, per questioni di costo e non di gradimento del giocatore. Il difensore classe 2004 farà quindi rientra al Cesena per fine prestito. Stesso discorso vale per D'Ausilio, che ha un contratto fino al giugno 2028 con l'Avellino e valuterà il suo futuro con la società Irpina. Diversa la situazione di Forte, che dal 30 giugno sarà svincolato dall'Ascoli all'accordo con il club etneo fino al 2027. Rimane in rosso-azzurro dopo i 9 gol e 3 assist dell'ultima stagione per un attacco che al momento al centro vede Forte, Caturano e Leonardi, ma si parla di altri profili come Parigi, classe 96, 17 gol a Latina e una miriade di club che lo cercano. Tanto permanenze, acquisti e cessioni comunque dipenderà dal nuovo allenatore. E qui si entra nella settimana decisiva. Il favorito è, e si rischia di dire era, se i tempi si allungheranno ancora, Caserta, con cui si tentano di definire le condizioni sulla base del progetto e degli accordi che prevedono nella nuova linea della società parti variabili. In più c'è l'Empoli che deve decidere, anche se è improbabile che il tecnico resti in Toscana se non si arriverà alla soluzione. De Giorgio, più di Troise e Diana. Una notizia di pallanuoto femminile, l'Equipe Orizzonte è in finale scudetto dove troverà ancora una volta la SIS Roma. Le rossazzurre hanno ottenuto il punto del definitivo 2-0 in gara 2 della semifinale contro il Rapallo, vincendo 15-9 in casa delle Liguri. Ora l'ennesima sfida contro le romane per l'assalto ad un altro titolo italiano. Prima di chiudere un'ultima notizia dall'ANSA, perché c'è stata una donna che è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Grisì nel Palermitano per truffa e tentata rapina ai danni di un'anziana di 88 anni. Alla vittima era arrivata, come ormai è sempre più frequente, la telefonata del finto carabiniere che aveva convinto l'anziana che la figlia fosse in stato di fermo per un presunto furto in gioielleria e chiedeva 3.500 euro. Il piano però è fallito perché grazie al rientro improvviso della nipote, appunto dell'anziana, che ha fatto appunto scoprire la truffa. E c'è anche un'altra notizia dell'ANSA che dice che c'è stata una rapina in casa di un ultra novantenne a Niscemi, sono stati arrestati 3 minorenni appunto per aggressioni. E altre notizie ovviamente nella prossima edizione del nostro telegiornale alle 14. Intanto io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.